Renato Schifani proclamato presidente ma senza assessori. 2 siciliani ai vertici dello Stato ma nessuno ne parla. Iniziano gli incontri del mare, intervento del ministro Bianchi. Nella pagina sportiva calcio con l'incontro tra il Licata e il Paternò e automobilismo con la Targa Florio. Buongiorno da TVA Notizie. Renato Schifani proclamato nuovo presidente della regione. Oggi il passaggio di consegne, il servizio di apertura di Arturo Cantella. Renato Schifani, il nuovo presidente della regione siciliana, lo ha proclamato durante una cerimonia alla Corte d'Appello di Palermo. Il presidente dell'ufficio centrale regionale per l'elezione del presidente della regione e dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, Giacomo Montalbano. Schifani, candidato della coalizione di centrodestra, è risultato il più votato nel corso della consultazione elettorale dello scorso 25 settembre, ottenendo 894.306 voti, che succede appunto all'ex presidente Nello Musumeci. Schifani, 72 anni, laureato in giurisprudenza, per anni ha esercitato la professione di avvocato, è entrato in Forza Italia nel 1995, l'anno successivo è stato eletto al Senato e da quel momento ha concentrato il suo impegno all'attività politica, ricoprendo anche l'incarico di presidente di Palazzo Madama dal 2008 al 2013, capogruppo di Forza Italia dalla 14ª alla 15ª legislatura, che va dal 2001 al 2008. Schifani è stato anche componente della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e firmatario di diversi disegni di legge, tra i quali quello sull'utilizzo delle disponibilità finanziarie per la conferenza ONU sul crimine organizzato, quello di modifica delle norme sulla gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati per rendere maggiormente efficace questo istituto. Nel 2002 è stato sostenitore dell'iniziativa parlamentare che ha portato alla stabilizzazione del 41 bis, trasformando in carcere duro i mafiosi di misura straordinaria a misura definitiva inserita a regime nell'ordinamento giudiziario. Le dichiarazioni del presidente Schifani sono state quelle: sono consapevole delle mie responsabilità, conosco bene il compito che mi attende. La legge, dichiara il presidente della regione Schifani, non mi consente di avvalermi immediatamente di una giunta nella pienezza dei poteri, sopperirò con i limiti di spazio e di tempo fisico che potrà avere un uomo che si dovrà occupare di 12 deleghe. Mi auguro che in questa fase duri il meno possibile, io ce la metterò tutta. Affronteremo in primo luogo le emergenze quotidiane che possono interessare una regione come la Sicilia e tante altre attività territoriali. Gli interessi dei siciliani vanno privilegiati, continua Schifani, li rappresenterò davanti al governo nazionale che si formerà tra poco con fiducia, determinazione e rispetto dei reciprochi ruoli. A margine, il presidente Schifani ha voluto dare un saluto particolare al neoeletto presidente Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, una persona alla quale, afferma Schifani, mi legano grande stima e amicizia. Abbiamo avuto percorsi istituzionali e politici comuni e sono felicissimo per la sua elezione. Devo dire che per la Sicilia oggi è un momento felice. Oggi 14 ottobre alle ore 18 a Palazzo d'Orleans in Sala Alessi a Palermo è in programma l'insediamento del nuovo presidente della regione siciliana Schifani e il conseguente passaggio delle consegne tra il governatore uscente Nello Musumeci, attuale senatore, e lo stesso Schifani. Il mio primo pensiero va alla neoeletta seconda carica dello Stato, il senatore Ignazio La Russa, siciliano come me, cui mi lega un profondo rapporto di grande stima ed amicizia. Abbiamo svolto in contemporanea ruoli politici ma anche ruoli istituzionali. Quando ero Presidente del Senato, lui Ministro della Difesa. Oggi è un momento particolare tra l'altro per la Sicilia, perché in effetti si insediano il sottoscritto ma in contemporanea un secondo Presidente siciliano. Di questo credo che la Sicilia non possa che esserne orgogliosa. Per il resto conoscete la legge che non mi consentirà di poter avvalermi immediatamente di assessori facenti funzioni, la legge del 2021, quindi lavorerò da domani come unico Presidente della Regione senza assessori
ce la metterò tutta naturalmente in attesa che si consumino i tempi procedurali. Lavorerò molto su questo, compatibilmente con quelle che saranno le emergenze quotidiane che possono toccare una regione come la Sicilia e tante altre realtà territoriali. E basta, sono abbastanza preso da grande responsabilità, so bene il compito che mi accompagnerà, rappresenterò i siciliani davanti al governo nazionale che si creerà tra poco, lo farò con fiducia, determinazione e rispetto reciproco dei ruoli. Immediatamente posso fare, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, dare un'occhiata immediatamente alle fasce deboli, subito dare dei segnali concreti, questa è nella immediatezza. Poi esaminerò tutti i dossier naturalmente di tutti gli assessorati, perché ripeto il mio compito è un compito di ordinaria amministrazione. Poi se vi saranno delle emergenze le affronteremo assumendoci le responsabilità di derogare dalla ordinaria amministrazione. Certo, sono delle emergenze, non ci sottrarremo naturalmente, ci coordineremo con la protezione civile. In momenti del genere, secondo la mia cultura, non esiste il divario tra ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione. Non ci sottrarremo dalle nostre responsabilità dinanzi a situazioni delicate come momenti di sofferenza o momenti di disastro che stiamo vivendo. Tempi prevede per la Giunta, Presidente? Ma guardi, i tempi, mi concentrerò sulle emergenze, d'altronde questa legge la conosciamo tutti, è una legge che consentirà l'insediamento degli assessori non meno tra almeno 20 giorni, perché 20 giorni decorrono non da oggi ma dall'ultima proclamazione. Per cui i tempi saranno i tempi normali della politica, come si stanno realizzando i tempi normali della politica nazionale. Quindi, ripeto, dovrò coniugare questo problema privilegiando in questo momento quelli che sono i compiti di impatto di quella che è l'amministrazione regionale, cioè l'interesse dei siciliani. Il tema della Giunta è un interesse importante naturalmente, ma prima i siciliani, anche perché la Giunta faremo un buon lavoro, ma lo faremo nel rispetto dei tempi, perché accelerare significherebbe sottrarre del tempo ad altre emergenze, anche perché per la Giunta abbiamo delle scadenze a medio tempo, non a breve termine. Un dato sfuggito a tutti i commentatori è quello che riguarda il siciliano Ignazio La Russa, eletto alla seconda carica dello Stato, dopo il palermitano Sergio Mattarella, rieletto capo dello Stato. Vediamo. Due siciliani ai vertici dello Stato, Sergio Mattarella e Ignazio La Russa, un palermitano e un catanese. Nessuno che abbia notato il particolare che in un certo senso sa di riscatto del Sud. Se vogliamo è questo il dato che va sottolineato con l'elezione di Ignazio La Russa Presidente del Senato, piuttosto che parlare a tutti i costi di liti, cercando tensioni che non esistono ma che comunque fanno riflettere. La prima pagina della nuova legislatura, sono questi i commenti, è stata una brutta pagina. È da ieri che si sente parlare di crisi della destra ad inizio di legislatura, ma nessuno crede al rischio di una destra spaccata. Siamo davanti forse ad una inutile speranza e a una facile illusione per chi magari aspira adesso ad entrare dalla finestra. E la conferma arriva da Letta, lo sconfitto delle elezioni, il quale dice che il voto al Senato certifica che una parte dell'opposizione vuole entrare in maggioranza. Conclusi ad Agrigento i lavori del corso di formazione relativo al progetto Demetra. Si è concluso oggi nella Sala Fazzello del Museo Griffo con la cerimonia di consegna degli attestati il primo corso di formazione sul tema riconoscimenti della specie e delle varietà di interesse agrario per il bacino del Mediterraneo, promosso dal Parco della Valle dei Templi, il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Il corso è stato coordinato da Lillo Alaimo Di Loro, agronomo e funzionario del Parco della Valle dei Templi, ed è stato finalizzato all'acquisizione di competenze e qualifiche specialistiche per il riconoscimento del patrimonio biologico locale e quindi conservazione, tutela, promozione e divulgazione della biodiversità coltivata mediterranea, e si è rivolto a figure qualificate e professionisti in ambito agrario con lezioni in aula, esercitazioni in campo, visite al Dipartimento di Agraria degli istituti
Orto Botanico di Palermo, campo di conservazione del germoplasma Carboia a Menfi. Per il direttore del parco Roberto Sciarratta, il parco non è solo archeologico ma è anche paesaggistico. Nell'ambito del progetto Demetra è stato organizzato questo corso e questa giornata oggi è dedicata alle leguminose da granella, che sono delle specie molto interessanti. Per tanto tempo sono state trascurate purtroppo, ma adesso si è capita l'importanza, tant'è vero che nel 2016 la FAO ha dedicato l'anno proprio ai legumi, International Years of Pulses, proprio perché si è capita l'importanza di queste piante sia per l'ambiente, per la fertilità dei suoli, che per l'alimentazione e per la sostenibilità soprattutto, perché bisogna ridurre il consumo di proteine animali a favore delle proteine vegetali. La Sicilia è molto ricca di biodiversità coltivata, in particolare di cereali ma anche di legumi. Abbiamo diverse specie che sono di interesse per la regione, abbiamo il cece, abbiamo la lenticchia, abbiamo la fava, la cicerchia, il lupino che può essere diffuso nelle aree a vocazione con pH subacido e nelle zone di montagna e le zone irrigue il fagiolo. Quindi diciamo che nell'ambito di ciascuna specie abbiamo poi del germoplasma locale. Ad esempio, nel caso della lenticchia abbiamo la lenticchia di Villalba, la lenticchia di Ustica che sono presidio di Slow Food, così come nel caso della fava abbiamo la fava cottoia di Modica e la fava larga di Leonfort, che sono anch'esse presidio Slow Food, ma ce ne potrebbero essere tante altre all'interno di ciascuna specie, proprio perché abbiamo questa ricchezza. E tutto questo potrebbe attivare un indotto a monte e a valle molto interessante, perché la biodiversità si tutela, si preserva se viene consumata, se viene mangiata. Quindi dobbiamo cercare, di consumare i prodotti locali che sono legati al territorio, alle nostre tradizioni. Si conclude oggi il primo corso dei 3 sulla biodiversità coltivata in provincia di Agrigento. Abbiamo riscontrato un grandissimo interesse da parte dei professionisti, funzionari della pubblica amministrazione, laureandi, ma anche una importantissima partecipazione di un parterre di docenti di altissimo livello che hanno mostrato, oltre alla loro professionalità che era scontata, ma un grandissimo impegno e un grandissimo interesse. Si parte nella Valle dei Templi per creare un grande punto di attenzione sulla questione della biodiversità coltivata nel Mediterraneo, ma che sarà collegata alla rete mondiale della biodiversità. Oggi ho illustrato l'importanza della conservazione del germoplasma, la conservazione dell'agrobiodiversità, in quanto ormai è all'occhio di tutti quanti la grave crisi dei cambiamenti climatici che stanno investendo tutto il mondo e in particolare la grande preoccupazione che c'è per quanto riguarda la coltivazione, quindi della coltivazione delle specie food, in quanto i cambiamenti climatici possono sicuramente stanno iniziando a creare gravi problemi nella coltivazione e produzione alimentare. In questo contesto la conservazione dell'agrobiodiversità e quindi delle risorse genetiche svolge un ruolo importantissimo, in quanto è sicuramente le risorse che possono dare risposte ai cambiamenti climatici e poter andare incontro appunto a tutti quegli stress sia ambientali che biotici, stress per patogeni di malattie che si vanno sempre di più presentando anche in maniera non prevista. Il ruolo delle banche del germoplasma in questa tematica è fondamentale e sicuramente il Parco archeologico della Valle dei Templi, che ha previsto l'attivazione, che sta iniziando ed è in corso l'attivazione di questa
attività di conservazione potrà svolgere anche non solo a livello territoriale ma regionale ma anche nazionale un ruolo importante nella conservazione dell'agrobiodiversità che si tradurrà anche in un apporto e sviluppo a livello socio-economico e culturale dei territori. Migranti, protezione civile e la gestione delle emergenze. Sarà questo il tema della giornata di formazione per migranti organizzata per domani presso il Consorzio Turistico Valle dei Templi dal Sor Optimist di Agrigento, presieduto da Margherita Trupiano. L'iniziativa, dice la Presidente Trupiano, si inquadra nell'ambito della settimana di sensibilizzazione sul tema. La giornata si svolge in collaborazione con l'associazione Acquarinto, presieduta da Donato Notonica, che si occupa di accoglienza, integrazione e tutela dei migranti. Una relazione sarà tenuta da Marzio Tuttolomondo, responsabile del servizio di protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Al via a Lipari gli incontri del mare con 300 studenti. Vediamo. 2 giornate di attività e di approfondimento a Lipari, in provincia di Messina, dedicate alle scuole e allo studio del mare nell'ambito del piano ministeriale Rigenerazione Scuola. Gli incontri del mare, iniziativa organizzata dal Ministro dell'Istruzione in collaborazione con diversi partner istituzionali, si sono aperti in Piazza Marina Carta con laboratori multidisciplinari realizzati dalla Guardia Costiera, da ARPA Sicilia, dalle reti nautici, dall'Istituto Comprensivo Eserole, dall'Ollus Mare Vivo. I ragazzi hanno potuto seguire collegamenti in diretta con la nave Maragliano della Guardia Costiera per attività di campionamento, vigilanza ambientale e tutela delle risorse ittiche, con operatori subacquei del sito archeologico Capistello. 300 tra studenti e studentesse e ragazzi coinvolti, alcuni di loro iscritti a 4 istituti nautici siciliani, hanno raggiunto Lipari direttamente a vela con le imbarcazioni delle rispettive scuole. Quindi presso la sala delle conferenze all'Hotel Carasco, alla presenza della sottosegretaria Barbara Frodidia, si svolgerà oggi il convegno conclusivo del progetto Io propongo Arcipelago di Arcipelaghi. Ieri è intervenuto il ministro Bianchi affermando come il mare è la nostra storia, la risorsa più preziosa che abbiamo. Cosa che state facendo? Un modello di depuratori del mare, rispondete vivo! Mare, vivo! Che quando le onde arrivano, la Posidonia si tiene i sedimenti, capito? Sì. Fa un tappeto sopra i sedimenti, sopra la sabbia ed evita che l'onda se la porti via. Noi abbiamo chiamato il nostro programma Rigenerazione dell'ambiente, ma rigenerazione anche della scuola. Allora una scuola che fa di più, che è più presente nell'ambiente, una scuola che studia, ricerca e permette a tutti voi di fare tutti i mestieri del mare, tutti i mestieri che sono sulle isole, tutti i mestieri che fanno crescere il nostro paese. Educare i ragazzi al mare è un must che deve entrare ormai nella cultura e nell'istruzione a tutti i livelli. In un paese come l'Italia, 8.000 km di coste, porti internazionali, 27 porti internazionali, 15 regioni che si affacciano sul mare, è impensabile che non ci sia una forte cultura marittima, una forte cultura del mare. L'Italia dal mare trae una parte importante della sua economia. La funzione marittima che lo Stato assicura attraverso gli usi civili e produttivi del mare, anche attraverso la Guardia Costiera, è una delle più importanti del Paese. Quello che stanno costruendo i bambini alle nostre spalle è un mini modellino di depuratore che è costituito da strati successivi di ovatta, sabbia e ghiaia, che va un po' a mimare l'azione di filtraggio nella fase iniziale appunto degli impianti che vengono utilizzati nelle nostre comunità e che ha lo scopo appunto di filtrare l'acqua. Li abbiamo fatto inquinare un pochino di acqua di mare con dell'olio e del sapone, mimando appunto il lavaggio dei piatti in cucina, e poi, come potete vedere, li facciamo versare l'acqua inquinata all'interno di questo impianto che permette poi la depurazione attraverso il passaggio a questi strati successivi e l'uscita di acqua pulita.
Il 21 ottobre alle 18:30 nei locali della Confartigianato di Agrigento si terrà una conferenza sul tema Il valore delle parole. Seminare speranza in tempo di crisi con il professor Rocco D'Ambrosio dell'Università Gregoriana di Roma. 25 indagati a Messina per il traffico illecito di rifiuti. 2 ordinanze cautelari nei confronti di 25 soggetti sono state eseguite questa mattina dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina, con il supporto del reparto operativo aeronavale di Palermo, nell'ambito di indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Messina. Le misure sono state messe dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Ai domiciliari sono finite 10 persone facenti parte a vario titolo di un'associazione a delinquere dedita, secondo l'accusa, in maniera sistematica ed organizzata al traffico ed alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Nel medesimo ambito il competente giudice ha altresì disposto, oltre al sequestro preventivo di mezzi e complessi aziendali, per un valore di stima pari ad oltre 2 milioni di euro, l'esecuzione di 15 misure interdittive del divieto temporaneo ad esercitare attività imprenditoriale, ovvero di ricoprire uffici direttivi nei confronti di altrettanti noti titolari di ditte e rappresentanti di società operanti nel settore dell'edilizia, clienti dell'organizzazione criminale oggi repressa e che si sono avvalsi della medesima per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali. L'indagine ha preso il via da alcuni controlli del comparto aeronavale della Guardia di Finanza di Messina, nel delicato settore del contrasto agli illeciti ambientali, che ha permesso di scoprire l'esistenza di una discarica abusiva in località Gravitelli della città dello Stretto. A seguito di ulteriori approfondimenti, in sinergia con la componente specialistica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, è stato rilevato come titolari delle società coinvolte nell'illecito sversamento risultassero già note alle cronache giudiziarie quali soggetti contigui a blasonati clan di matrice mafiosa attivi nella zona sud della città. Da qui quindi l'avvio di ben più penetranti investigazioni condotte dagli specialisti del gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, con l'ausilio di militari della Stazione Navale di Messina e della Sezione Operativa Navale di Milazzo, focalizzatesi in particolare proprio sul riscontro degli ipotizzati reati fine ambientali. Una serie indeterminata di gravissimi reati di inquinamento che hanno causato l'irrimediabile compromissione di un'area vasta di terreno, sita a Messina in contrada San Corrado, località Gravitelli, peraltro sottoposta ai vincoli previsti per i siti di interesse comunitario e le zone di protezione speciale. In particolare nel corso delle complesse investigazioni svolte, consistite in riprese video, intercettazioni telefoniche ambientali, articolate ricostruzioni documentali, integrate da accertamenti bancari, nonché da attività tipiche di polizia giudiziaria, è emerso come, nonostante nei confronti degli indagati fossero già intervenute precedenti iniziative dell'autorità giudiziaria, gli stessi continuassero ad utilizzare abusivamente ed indisturbati un'area adibita a discarica abusiva, aggravando ulteriormente la portata delle condotte contestate, anche attraverso continui sconfinamenti in altre proprietà limitrofe, con sversamento di un'ingente quantità di rifiuti speciali, composti da scarti di lavori di ricostruzione edile. Gli accertamenti svolti hanno poi consentito di individuare altresì anche l'oggetto dei vari lavori commissionati agli associati da una nutrita cerchia di noti imprenditori edili messinesi, che al fine di ridurre le spese di trasporto e smaltimento dei rifiuti da demolizione ed incrementare i propri profitti, sono risultati essersi rivolti con carattere di sistematicità al gruppo criminale indagato, in totale spregio delle regole e della salvaguardia ambientale. I provvedimenti cautelari rimangono nella fase delle indagini preliminari e sono basati su imputazioni provvisorie, che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. Nei confronti degli indagati vige il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. E sempre a Messina un sequestro di materiali con 3 persone indagate.
Oltre 7 tonnellate di materiali ferrosi di dubbia provenienza sequestrati e 3 persone indagate dalla polizia a Messina. La Polizia Ferroviaria di Messina, nel corso della 10ª operazione dell'anno denominata Oro Rosso, volta alla prevenzione dal contrasto della filiera di illegalità legata al commercio del rame, ha indagato 3 persone e sequestrato metalli vari per un totale di 7,2 tonnellate, di cui ben 3 tonnellate di rame. Gli agenti, notato che all'esterno di un capannone di una ditta di Messina che tratta rifiuti speciali erano parcheggiati 2 autocarri colmi di materiale ferroso, hanno deciso di verificare che quell'attività commerciale fosse in possesso di tutte le autorizzazioni previste. Gli accertamenti hanno evidenziato la mancanza dei registri di carico e scarico, necessari per la movimentazione dei rifiuti e la loro tracciabilità, e la sospensione della licenza all'esercizio dell'attività. A seguito degli esiti dei controlli, i poliziotti hanno sequestrato i 2 autocarri ed il materiale ferroso trasportato. Il tutore legale della ditta è stato indagato per il reato di raccolta, recupero e commercio di rifiuti senza autorizzazione e le altre 2 persone sono state denunciate per favoreggiamento. Il furto ed il commercio illegale di oro rosso incide sia sui bilanci delle aziende che lo subiscono, sia sull'utenza a causa dell'interruzione dei servizi, trasporti, elettricità che ne deriva. Per questo l'attenzione della Polfer su questa tipologia di reato è sempre alta, tanto che solo a Messina, dall'inizio dell'anno, sono state sequestrate circa 17 tonnellate di materiali speciali, di cui ben 12 tonnellate di rame. Mercoledì 19 ottobre a Canicattì si terrà una riunione straordinaria del Consiglio Comunale sulla grave crisi del comparto agricolo che interessa il territorio. E siamo giunti alla pagina sportiva calcio. Domenica in campo il Licata contro il Paternò, il servizio di Arturo Cantella e poi le interviste. Si giocherà la prossima domenica l'incontro tra il Licata Calcio e la squadra del Paternò. La partita sarà disputata fuori casa. È una gara importante per il Licata che attualmente è ultima in classifica con 2 punti dopo 4 gare giocate. Ricordiamo che attualmente in testa il girone che interessa la Sicilia la squadra del Catania con ben 15 punti in tandem con la Mezzia Terme. Seguono al terzo e quarto posto l'Aversa e la Vibonese con 10 punti. Al 10° posto altra squadra agrigentina che milita nello stesso girone è quella del Canicattì che attualmente è al 6° posto con 6 punti. Sentiamo in sala stampa i 2 giocatori Riccardo Rotulo e Rodrigo Izco. Riccardo, come stai vivendo questo momento a Licata? Non arrivano le vittorie, ci sono state però le prestazioni. Allora, ciao Domenico, intanto bisogna essere sempre positivi nonostante questi momenti, perché nel calcio si sa, arrivano questi momenti e si devono superare sicuramente con la positività, perché le prestazioni ci sono state, quindi finché ci sono le prestazioni i risultati piano piano arriveranno. Mancano i gol. Mancano i gol, questi secondo me verranno pure, perché noi creiamo pure molto, manca un po' di fortuna e speriamo che già subito la domenica arriverà. Facendo un passo indietro dalla prestazione domenica scorsa, che indicazioni hai avuto dal punto di vista tuo personale e della squadra? Allora, secondo me domenica abbiamo fatto una grandissima prestazione. La verità è questa, chi ha visto la partita si vede chiaramente, abbiamo subito un tiro e un gol. Per adesso gira così, però spero la domenica girerà a nostro favore. Domenica il Paternò, che partita ti aspetti? Sicuramente sarà una partita molto dura. Diciamo sarà una sorta di scontro diretto perché lottiamo per lo stesso obiettivo e in questa partita sicuramente il risultato vale il doppio, quindi noi scenderemo in campo sicuramente per vincere sperando di portare a casa la partita. Ti aspettavi un avvio di campionato così difficile? È un campionato tosto e difficile, tutte le squadre vogliono vincere, l'importante è che noi stiamo bene come gruppo, stiamo facendo grandi prestazioni, lo so che l'importante è vincere, però questa è la strada. Ecco, adesso ci sarà un'altra battaglia, una partita in trasferta, tu da argentino cos'è che ti senti di consigliare ai tuoi compagni? Lo importante è arrivare con la mente forte, sono troppo fiducioso del mio compagno e
estoy seguro que vamos a hacer una grande prestazione. Come hai visto i tuoi compagni in questi giorni? No, estamos bien, è normale stare mal un po' della testa perché tutto vogliamo vincere, star bene, per lo che significa questa piazza, però arriviamo bene, abbiamo fatto una buona settimana, así che aspettiamo prendere los 3 punti a Paternò. Senti, tu sei in debito con il gol perché almeno due volte ci sei andato vicinissimo, una volta in fuorigioco, ti hanno pescato sul filo del fuorigioco, un'altra volta hai mancato di pochissimo alla rete sotto porta, però ecco, questo gol arriverà, ti senti che arriverà? Y estaba vicino, es vero, con Castrovilla y con Catania. Speriamo che la terza posso fare il gol, así che aspettiamo che arrivi pronti. Automobilismo, tutto pronto per l'edizione 2022 della Targa Florio. Ha acceso i semafori stamani la Targa Florio Classica edizione 2022, è scattato il verde. Presenti le esclusive auto protagoniste, l'ultima del campionato italiano grandi eventi, pronte allo start anche le meravigliose supercar di Maranello del Ferrari Tribute Targa Florio. La partenza è avvenuta dal Museo Storico dei Motori e dai meccanismi del sistema museale dell'Università di Palermo, quartier generale della gara, alla volta dell'autodromo di Pergusa, che quest'anno con l'occasione compie 60 anni di fondazione. I concorrenti, dopo aver raggiunto Termini Imerese, proseguiranno sul tracciato della Termini Caccamo, nome storico della velocità in salita, quindi verso il centro della Sicilia, attraverso gli abitati di Roccapalumba, Aria, Vallelunga e Pratameno. Si cambia provincia e dopo Marianopoli si raggiungerà Caltanissetta. Atteso per le 13 il passaggio sul tracciato della Coppa Nissena, la gara che lo scorso 11 settembre ha chiuso il campionato italiano velocità montagna con l'edizione del centenario. Ad attendere auto d'equipaggio a metà giornata l'autodromo di Pergusa, i 5 km sul lago di Proserpina, dove sono state scritte grandi pagine di automobilismo, che ha preparato un'accoglienza esclusiva per la Targa Florio Classica. Le auto effettueranno alcuni giri sulla pista ennese prima della pausa pranzo, sempre all'interno della struttura. A fare gli onori di casa e porgere il benvenuto alla prestigiosa carovana sarà lo stesso presidente del consorzio ente autonomo di Pergusa, Mario Isgro. Il percorso di rientro inizierà col passaggio della caratteristica Calascibetta alle 14:21, poi la volta di Villarosa, Resuttano, per proseguire sulle Alte Madonie verso Caltavuturo e scendere verso Cerda, 2 nomi icona della Targa Florio, prima dell'arrivo alle tribune di Floriopoli, alle 16:30, dove si potrà ammirare la targa vinta da Achille Varzi sull'Alfa 1934. I concorrenti quindi faranno rientro a Palermo per fine tappa. Ricominceremo quest'anno a battagliare, ci sono tantissimi driver molto bravi, quindi sarà una gara molto tirata, molto interessante, e poi la Targa Florio ormai diciamo che è una delle gare più belle che ci sono nel circuito nazionale. Beh, secondo me si vincerà la seconda tappa, cioè sabato, perché mi pare che ci sarà una prova abbastanza lunga in salita lì a Piano Battaglia, se non sbaglio, e lì credo che sarà molto importante la concentrazione, riuscire a portare le nostre vecchiette nel modo migliore sui tubi, perché lì se perdi troppo tempo, poi sei troppo lento, non riesci più a metterla diciamo, in tiro la macchina, quindi bisogna veramente attenzionare quei passaggi in salita dove ci sono veramente le trappole, ecco, chiamiamole così. Per vincere serve un miracolo o tanta fortuna, perché per essere più bravi di questi siciliani che si allenano hanno un'abnegazione che è fortissima, che io non ho, non ce la farò mai, però vengo qui alla Targa Florio, mi diverto, mi piace, la Sicilia è bella, la gara è bella, la gente è simpatica e va bene così a questo punto. Concludiamo questa edizione facendovi ascoltare il nuovo brano della cantante favarese Tania Vinciguerra, una canzone che vuole essere un messaggio di speranza. Grazie per l'attenzione e arrivederci.
cosa posso fare? L'umore scende giù, se sopra la mia testa non vedo il cielo blu, cade energia solare, questo mio cuore. Non sono complicata, te lo giuro amore. Semplice, io sono una ragazza semplice, mi piace se mi porti al cinema e se non litighiamo mai. Semplice, la pizza da mangiare in macchina e sono una perfetta complice se non mi contraddici mai. Tu a volte i tuoi momenti, ma me ne resto qua, non voglio più fuggire per le difficoltà, va come un aquilone questo mio cuore, si alza quando ha tutto il vento contro amore. Semplice,